Non solo il nostro gruppo ha portato all'attenzione questo tema oggi. L'IRI fa riferimento comunque alla bonifica dell'area Caffaro in seguito alla missione della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite che si è tenute qui in Friuli Venezia Giulia dal 27 al 30 giugno. Negli articoli di stampa abbiamo potuto leggere che anche la Commissione ha identificato lo stabilimento Caffaro come una delle principali criticità ambientali della nostra regione. Sappiamo che comunque la società Caffaro non ritiene di dover impiegare alcuna risorsa per risanare l'area. C'è il commissario straordinario che durante l'audizione di fronte alla Commissione in data 17 maggio ha definito comunque la società come una società insolvente, fallita, e che il governo ha affidato a un commissario la gestione. In una riunione del 18/3 presso il Ministero del Sviluppo Economico è stata dichiarata comunque l'impossibilità che la società risarcisca il danno ambientale. Il ministro Galletti in data 3 febbraio ha ribadito che l'area doveva essere comunque completamente bonificata e che l'impegno suo era quello di presentare entro l'estate un decreto per il progetto di bonifica del sito inquinato. L'intervento dovrebbe comunque oscillare fra i 5 milioni e 3 e gli 8 milioni. Comunque, viste comunque tutte queste cose qua, la nostra IRI voleva chiedere se magari fosse il caso di chiedere all'assessore l'impegno di venire a parlare assieme ai commissari della quarta commissione, appunto in commissione consigliare competente, su questa faccenda complessa. So che questa proposta potevamo anche farla direttamente al Presidente della quarta commissione, ma visto che stiamo ancora attendendo richieste di calendarizzazione, ad esempio di Terna, che avevamo chiesto ancora il 4 aprile, ma ci avevano assicurato che in tempi brevi dovevano essere calendarizzate, ma siamo il 6 luglio e ancora non sappiamo niente, quindi volevamo capire se c'era magari l'intenzione da parte della Giunta di venire in commissione e parlarne tutti assieme. Grazie. Risponde l'assessore Vito. Assolutamente sintetica nella risposta, ma credo di darle anche soddisfazione, visto al di là delle premesse della interrogazione, che appunto si conclude con questa specifica richiesta. Quindi la Giunta regionale ovviamente è a conoscenza, poi ha sentito oggi, ne abbiamo parlato abbondantemente, penso, il tema del SIN di Tor Viscosa è stato ben sviscerato questa mattina, quindi la Giunta è assolutamente a conoscenza della complessità e della delicatezza della vicenda relativa all'ex area Caffaro e della particolare situazione giuridica in cui versa la proprietà, perché come sa bene la società Caffaro è in liquidazione ed è stato nominato a suo tempo il commissario straordinario nella persona dell'avvocato Marco Capelletto. In particolare per quanto riguarda l'oggetto dell'IRI, preciso sin d'ora che nel momento in cui la Commissione riterrà di convocarci saremo a disposizione, come lo siamo sempre stati, a fornire tutte le informazioni che la Commissione riterrà opportuno richiedere. Quindi le do massima disponibilità, come per tutti gli altri argomenti in cui avete coinvolto l'assessorato all'ambiente, per appunto un passaggio in Commissione. Grazie. La parola alla consigliera Dalzovo per la replica. Sì, grazie. Io non posso far altro che ringraziare l'assessore Vito per la sua disponibilità a venire in commissione a raccontarci, a confrontarci con i commissari della stessa su questo tema. Come avevo anticipato, appunto, ho visto che altri colleghi hanno presentato una interrogazione a riguardo, ho visto appunto anche l'attualità del tema, vista la missione fatta pochi giorni fa dalla Commissione. Quindi mi auguro che l'ufficio di presidenza della quarta chieda l'intervento dell'assessore in quarta commissione quanto prima per poter parlarne assieme. Grazie.